Vai. Adesso vi faccio vedere lo stato di contaminazione in cui vige questo telaio. Parti necrotiche infettate tumorali nella zona retro telaiale posteriore destra. Questo è ancora è stato infettato, risuriato, ma come vedete il tubo di scarica è già stato contaminato ed eliminato dal tumore. Proseguiamo nella zona anteriore. Nella parte anteriore, dove notiamo il grosso delle aree necrotiche tumorali. Il grosso tumore che ha intaccato, la parte sinistra basale, nonché la struttura, piegata, trasformata e piegata nella parte destra anteriore, per poi spostarsi con grande cautela. Attenzione. Si fa fatica a respirare anche in questo ambiente perché siamo ad un'atmosfera di circa 2, 3, quasi 4, cosa non lo so, ma vedete il tumore dove è andato ad intaccare tutta la parte posteriore. Possiamo questo telo chirurgico, pseudo tappota per accedere. Guardate, è incredibile. Macchina appena collaudata la macchina. Esito del collaudo positivo. Proseguiamo. Come potete notare, la struttura è fatiscente. Infila un dito, Donato. Dove te lo devo infilare il dito? Dove lo devo infilare il dito? Notevoli aree necrotiche. Osservare l'attacco della cintura posteriore. È incredibile. Zona pianale andata.